Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati del 23 marzo e quali caratteristiche presentano in comune ovviamente i nati di questo giorno e quali sono appunto gli influssi che ricevono in qualità e in termini di predestinazione o esperienze appunto che questi nati condivideranno o comunque andranno insomma in un certo modo a vivere. Eh, Prima ovviamente di approfondire questo tema, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Vediamo dunque i nati del 23 marzo e valutando subito quali sono gli elementi principali. Abbiamo, come per tutti i nati di marzo, il dominio mensile Ariete, e dunque ci troviamo di fronte a personalità piuttosto focose, impulsive e a volte tendono un pochino a primeggiare, amano mettersi in competizione, per loro è uno stimolo, ma può essere sfiancante per le persone che hanno accanto perché a volte vorrebbero magari intavolare conversazioni o vivere cose in modo più sereno, però questi nati, nonostante ciò, hanno comunque dei pregi, sono sicuramente molto altruisti, molto generosi, intraprendenti, coraggiosi e ai nati di questo giorno si aggiungono anche altri valori, ovviamente diversi rispetto ai nati di altri giorni, che sono riconducibili alle costellazioni ovviamente che la Luna attraversa in questa giornata. Noi analizzeremo soltanto l'influsso che le prime due costellazioni offrono, perché sono quelle che agiscono in modo più permanente. La stella Capo, vale a dire la prima costellazione, definisce gli influssi, le caratteristiche e anche il tipo di temperamento che sarà costante nel tempo. La seconda costellazione parla più che altro dei fattori di opposizione e dunque ci dà ovviamente altre coordinate e poi le costellazioni nell'arco del quadrato di nascita in genere io segnalo solo quando vedo appunto delle situazioni un po' più complesse perché chiaramente dobbiamo ridurre a un'analisi generale. Questi nati hanno come stella capo la stella capo Bilancia e in opposizione la stella Acquario, la costellazione Acquario. Dunque ci troviamo di fronte a un influsso di aria molto forte che si coniuga favorevolmente col dominio mensile Ariete appartenente all'elemento fuoco. Dunque non ci sono disarmonie e questo fa di questi nati delle persone ovviamente da caratteristiche di coerenza e vengono arricchite dalla dolcezza e dalla bellezza, l'armoniosità della costellazione Bilancia, alle cui spalle ci sono gli influssi venusiani di questo bellissimo dominatore che ama appunto l'arte, la bellezza e l'armonia. Dunque questi nati avranno delle caratteristiche comunque anche estetiche piacevoli, un fisico resistente per quelle che sono le lotte della loro vita, una fortuna diciamo mutevole, non sempre del tutto stabile, potrebbe essere alternata. Vedremo poi in quale occasione è possibile che debbano fare più attenzione. Questi nati comunque amano non solo l'arte e la bellezza, ma anche ciò che è giusto e ciò che è vero, dunque difenderanno la giustizia e la verità in modo molto attivo. Il sostegno che più che l'opposizione che la costellazione Acquario apporta alla stella Capo viene appunto dal fatto che sono entrambe costellazioni di aria, dunque non sarà una reale opposizione, ma in fondo indirettamente rafforzare la costellazione della stella Capo, vale a dire Bilancia. È pur vero però che la costellazione Acquario in opposizione crea dei contrasti a livello sociale, cioè la possibilità che si entri in contatto, comunque si sia osteggiati da qualcuno anche con ruoli di spicco, qualcuno importante.
ma sono comunque due costellazioni di aria che rilevano e rivelano una grande intelligenza, una motilità mentale molto alta e appunto un desiderio e un'ambizione nei confronti dell'arte, oltre che ovviamente di altre cose che sono per ciascuno di questi nati definiti dal dominatore del giorno e dal dominatore dell'ora di nascita e che pertanto non possiamo includere in questa analisi, essendo ovviamente troppo dispersivo parlare di ogni singolo caso. È chiaro che poi in base appunto a questi valori individuali e personali i temi trattati fino ad ora possono essere anche completamente ribaltati, perché potrebbero essere anche molto tentati invece da quelle che possono essere certi vizi oppure certe debolezze. Molto dipenderà dunque da come verranno influenzati dagli astri. Ad ogni modo sono in base alle costellazioni del loro giorno possiamo menzionare il fatto che possono essere attivi, come ho detto, dal punto di vista sociale per quanto riguarda appunto la difesa dei diritti o comunque delle classi più vessate o più umili o più in difficoltà, sono sicuramente, come ho già ripetuto, propensi anche nei confronti dell'arte e hanno la possibilità di conquistare un benessere economico molto valido anche nel commercio, soprattutto di oggetti di grande valore o comunque di oggetti belli. Questo è dato appunto dall'influsso della stella capo bilancia. Attenzione perché rischiano seccature legali o appunto legate alla legge, ma chiudono con un bellissimo trittico di costellazioni di primo gruppo, dunque avranno un concludersi della vita veramente molto favorevole, molto positivo. Bene, io ho detto molte cose, attenzione ai morsi, sembrerà strano, ma morsi di animali o anche magari nelle dispute, nelle discussioni, qualche morsicatura, attenzione, questo può essere una cosa un po' particolare. Qualche lieve incidente, qualche imprevisto e seccature da parte della legge, questo l'ho anche già menzionato e purtroppo è un qualcosa che può accomunare tutti i nati di marzo, ad eccezione di due nati, di due giornate, in particolare due date che appunto sono più fortunate proprio in questi ambiti, mentre quasi tutti gli altri nati del mese di marzo vedranno cosa significa avere difficoltà purtroppo legali. Grazie per avermi ascoltato fino a qui, vi ricordo che se siete interessati all'approfondimento della vostra data potrete contattarmi in privato per valutare l'analisi. E vi invito ancora ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Noi ci ritroviamo qui domani con i nati del 24 marzo. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!